Bentornati in un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo, giornate spesso contraddistinte dal passaggio di nubi alte, soprattutto sulle regioni settentrionali, ma anche su gran parte d'Italia, con cieli in gran parte poco parzialmente nuvolosi. Variabilità a causa di un flusso di aria più umida e instabile nella giornata di lunedì, ma come vedete correnti instabili fresche solo sui Balcani. Possiamo notare da questa grafica come il passaggio della perturbazione di lunedì, appunto collegata ad un vortice situato proprio sull'est Europa, riuscirà a portare dei fenomeni sulle aree del nord-est, e questo vortice di bassa pressione che si situerà poi andrà ad agire soprattutto sulle regioni del centro-sud si allontanerà progressivamente e porterà maltempo invece verso la Grecia, verso le regioni balcaniche. Nel frattempo si formerà un minimo ad ovest del Portogallo sull'Oceano Atlantico, questo minimo che era previsto secondo le missioni precedenti agire soprattutto sulla Spagna e in parte anche sulla Francia. In realtà questo minimo si collocherà principalmente proprio più ad ovest, e questo farà sì che l'anticiclone rimonti progressivamente verso di noi tra martedì e mercoledì. Guardate, questo promontorio anticiclonico riuscirà a garantire appiena stabilità, seppur con qualche nube in transito nel corso delle ore pomeridiane, soprattutto sui settori montani. Le temperature invece saliranno progressivamente sulla Sicilia e sulle aree interne della Sardegna. Toccheremo anche picchi fino a 25 gradi proprio a causa del vortice situato sul Messico nella giornata di giovedì. Ma come vedete, giovedì potrebbe scendere anche un ulteriore flusso di aria umida proprio tra il pomeriggio e la sera di giovedì, potrebbe favorire qualche lieve precipitazione sull'estremo nord-est e poi anche sulle aree adriatiche. Questo insomma favorirebbe un debole cedimento del campo anticiclonico con qualche temporale rovescio anche, come vedete, al sud, soprattutto sulla Puglia e sull'Appennino meridionale e sulla Basilicata, insomma. Quindi della instabilità che dovrebbe concentrarsi nella giornata di venerdì proprio su questi settori. E poi, come vedete, una novità clamorosa sarebbe invece il ritorno dell'instabilità di origine artico-marittima. Difatti potrebbe nella giornata di sabato affluire aria molto fredda e non collegarsi quindi a questo minimo ormai situato sul Messico, se non più a sud, e quindi si creerebbe di conseguenza un vortice proprio sul nord Italia. Questo vortice tra la serata di sabato e soprattutto domenica agirebbe e si situerebbe principalmente proprio sul Mar Ligure, si formerà qui e andrà a portare forti rovesci temporali, come ho detto, dalla serata di sabato, e poi insomma instabilità tipicamente autunnale. Le temperature crollerebbero in modo deciso, portando quindi un netto calo termico con condizioni simili autunnali. Questa sarebbe una tendenza da monitorare attentamente, in quanto i modelli sì sono concordi ma non ancora sufficientemente per collocare al meglio la posizione di questo vortice, che poi, come vedete, transiterebbe poi verso le regioni balcaniche e portando da lunedì in poi una progressiva espansione da ovest di un debole campo anticiclonico. E per quanto riguarda le precipitazioni, come vi accennavo, questa è la perturbazione, questo fronte che andrà a coinvolgere, seppur come vedete debole, porterà solo dei piovaschi sparsi, che si estenderà fino al centro, poi andrà gradualmente nella serata di lunedì ad agire anche sulle regioni adriatiche, poi al sud nella nottata di martedì, agendo anche in parte nel pomeriggio di martedì, solo però dei piovaschi, e agirà principalmente sulla Grecia, allontanandosi e garantendo quindi completa stabilità, se non qualche accenno piovoso sulle Alpi del nord-ovest nella giornata di mercoledì. Ecco qua il possibile passaggio di questo fronte umido, come vedete, nella giornata di giovedì dal pomeriggio, che porterà qualche piovasco possibile proprio sulle regioni dell'estremo nord-est, e in parte questo fronte viaggerebbe poi verso l'Appennino e verso le regioni adriatiche. È qui possibile formazione di rovesci temporali dal pomeriggio di venerdì proprio sulle regioni del sud, quindi tutto quanto il comparto, soprattutto sulla Basilicata e l'Appennino meridionale. Insomma, delle conseguenze tutte da valutare per quanto riguarda le regioni del sud. Tempo stabile e soleggiato al nord nella giornata di venerdì, poi sabato ecco la discesa di aria molto
molto più fredda e conseguentemente instabile. Guardate poi dal pomeriggio di sabato come dal modello europeo viene considerato tale la possibile formazione di questo vortice, con forti temporali annessi a partire dai rilievi dal medio-alte pianure della Val Padana, per poi estendersi verso sud, e di conseguenza questi temporali garantirebbero anche il ritorno di nevicate fin sotto i 1000 metri di quota. Guardate poi questo vortice agirebbe dal pomeriggio di domenica fino al resto dell'Italia, quindi insomma davvero un brusco ritorno del freddo dalle caratteristiche autunnali, tutto ovviamente da confermare. Vedremo se ci sarà questa novità incredibile emessa ovviamente da gran parte dei centri modellistici. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti per approfondire ulteriormente questa tendenza.